Torno presto, sono state le ultime parole che Orlando Battistutti ha detto alla compagna Naomi e al figlioletto di 3 anni, ma alla sua abitazione di Breda di Piave non è più tornato. È proprio in questo punto, ci troviamo lungo la provinciale 667 via Kennedy a Vallà di Riese Pio X, proprio qui che ha perso la vita Orlando Battistutti, 28 anni, residente a Breda di Piave. L'uomo viaggiava al volante della sua Volkswagen Golf assieme a un amico di 35 anni residente ad Altivole quando molto probabilmente in fase di sorpasso ha perso il controllo dell'auto. È finito nel fosso dalla parte opposta della carreggiata lungo la quale viaggiava e si è andato a schiantare proprio su quel muretto in cemento prima che l'auto si capovolgesse. Per Orlando Battistutti non c'è stato nulla da fare. I sanitari del SUEM 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L'amico è stato estratto dalle lamiere dell'auto ed è stato elitrasportato al Cafoncello di Treviso, da dove è stato dimesso già nelle scorse ore. Sul luogo dell'incidente, lungo via Kennedy, si sono recati i familiari e gli amici di Orlando Battistutti. Così come nella sua abitazione di Breda di Piave, un continuo via vai per stare vicino alla compagna e al piccolo, ai genitori, al fratello, alla sorella. Aveva un cuore enorme, ci ha detto lo zio Davide, lontano dalla telecamera e dal microfono. Era sempre pronto ad aiutare gli altri. La sua morte lascia in un dolore enorme chi lo conosceva, un dolore che si affianca alla rabbia nel leggere sui social commenti di odio e razzismo solo perché Orlando faceva parte di una famiglia di ex giostrai. Lui, nato e cresciuto a Breda di Piave, si è trovato vittima di commenti orribili che sconvolgono chi gli voleva bene. E anche il sindaco Mosole non ha parole per commentare ciò che è stato scritto da queste persone senza scrupoli, ha detto, senza rispetto, senza sensibilità per una giovane vita, l'ennesima, stroncata sulla strada, e si rivolge direttamente a loro. Se la vostra coscienza si pulisce così, fatelo. Noi non possiamo vietarvelo, però insomma, pensateci, ecco. In questo momento qua è proprio il momento invece di rimanere in silenzio e stringerci attorno a una famiglia, al dolore di questa famiglia che ha perso un ragazzo nemmeno 30enne.